Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Riga Monticepi si affrontano Lecco e Piacenza. Prima della partita striscione per sensibilizzare sulla pace contro la guerra in Ucraina. Uniti dagli stessi colori, recita lo striscione. Inizia la gara con il fischio di Cicco di Lanciano, arbitro di giornata, con quel Piacenza che ora questo primo pallone. Sono passati neanche 4 minuti, la palla sulla destra, il cross dentro, non ci arriva in un primo momento il Piacenza, poi la palla sfila lungo tutto l'arco dell'area e arriva Munari per il vantaggio, numero 27 del Piacenza, tutto solo, però indisturbato nel cuore dell'area a realizzare il gol del vantaggio del Piacenza. Doccia fredda per il Lecco, cross dalla destra, primo colpo di testa, poi la palla viene messa dentro, non ci arrivano né Cesarini né Dubickas. Munari però che taglia da destra, dopo aver seguito lo sviluppo dell'azione, va a realizzare il gol del vantaggio sotto lo spicchio dei tifosi in curva sud del Piacenza. Petrovic dentro il pallone per Morosini che colpisce in pieno la traversa. Non sono passati neanche 2 minuti, la grande reazione del Lecco. Morosini col piatto destro batte Tintori, ma c'è la traversa a negare il gol del pareggio al Lecco. Lecco che però gioca bene in questa fase sulla destra con Masini, dentro il cross, un colpo di testa alla difesa da allontanare, poi Giudici indovina l'angolino, battezza quello giusto il capitano del Lecco. Tintori posizionato leggermente male, in posizione troppo defilata. Giudici lo vede e va a colpire dal limite dell'area con il destro. Molto bella la conclusione, tesa forte, Tintori non la vede partire bene e non può nemmeno abbozzare un tentativo di parata. 1-1, 20°, palla al limite dell'area, Lecco che prova a ripartire, la riconquista, poi ci prova con il destro di Masini alto. Dall'altra parte Cesarini entra in area e poi c'è il tocco di mano, l'arbitro indica subito il dischetto. Enrici che va al contrasto, viene anche ammonito nella situazione. Qui Cesarini fa un po' quello che vuole con la palla in area, ma Enrici la tocca nettamente di mano in area di rigore. E allora è Cesarini contro Marco Pissardo che compie un autentico prodigio. Il portierone del Lecco si conferma tra i migliori in categoria e para anche il rigore. Cesarini lo calcia bene, angolato, ma Pissardo vola con grande reattività di gambe e con entrambe le mani riesce a sventare la minaccia. Il Lecco resiste, i tifosi in curva nord e poi quelli del Piacenza in curva sud. 1-1, 47°, calcio d'angolo, inizio ripresa, il cross dentro, un primo colpo di testa e poi lo stesso Nava che va ancora a saltare con un pallonetto, beffa Pissardo. Qui incolpevole comunque perché aveva quasi toccata il portiere del Lecco. Nava segna il gol del 2-1 per il Piacenza. Rivediamo. Primo colpo di testa, è proprio Nava che va ostacolato da Giudice, poi va a realizzare il gol del 2-1, una sorta di pallonetto che va all'angolino, sceglie la posizione Nava piuttosto che la forza, perché non riesce a dare grande forza schiacciando, ma lo angola bene il pallone. Pissardo non ci arriva per poco. 2-1 Piacenza, Lecco scompare nella ripresa dal campo. Grandi occasioni per il Piacenza in ripartenza come queste. La conclusione che fa il filo al palo dall'altra parte. Il Lecco è tutto in questo colpo di testa mancato di Petrovic, che scuote la testa. Lecco non riesce a creare occasioni
80esimo, dall'altra parte sempre Cesarini a imbeccare, dall'altra parte Gonzi, Pissardo ancora una volta chiude bene lo specchio della porta, chiude l'angolo, salva il risultato, ma Lecco non riesce a portarsi in avanti con regolarità e con profitto. Giudici il colpo di testa di Taleng, non ci arriva per poco Ganz, appostato sul secondo palo, allo scadere De Paula dà indicazioni ai suoi ma non c'è più tempo. 90esimo, Cesarini ancora una volta fa tutto da solo, Pissardo si distende con la manona, la mette in calcio d'angolo, nega il 3-1 al Piacenza, è uno scatenato Cesarini. 95esimo, non c'è più tempo, Ganz ci prova ma non riesce a inquadrare la porta di Tintori, finisce 2-1, vince il Piacenza che sbanca il Rigamonti Ceppi, continua la propria corsa playoff. Lecco ancorato al quinto posto.